Caffè Basaglia nasce 10 anni e mezzo fa e l'idea è quella di creare un luogo fisico all'interno del quale incontrarsi. Il pretesto è quello di un reinserimento sociolavorativo dei pazienti psichiatrici. La legge Basaglia è una legge meravigliosa perché non è solamente una legge che riguarda una branca della medicina, ma è una legge che parla di diritti e ridà dignità alla persona. La cosa interessante è che Basaglia dice: chiudere i manicomi non è il fine della legge, ma il mezzo per valutare la capacità di un territorio di ospitare dentro di sé il diverso. Alcune persone hanno un modo di essere nel mondo, per vari motivi legati alle difficoltà della loro storia, che gli psichiatri per convenzione definiscono psicosi, schizofrenia. Ecco, questo progetto arrivano con diagnosi simili, a noi di questo non interessa minimamente, quello che ci interessa è la persona, la sua storia, le sue competenze, le sue capacità. Pretendiamo che le persone che vengono qua siano lavoratori e non pazienti, quella parola è abolita qui dentro. Al Basaglia faccio il barista cameriere, almeno cerco. Il fondatore del Basaglia ha detto che forse, se va tutto bene, mi prende con lui. Io spero che succeda. Cercherò di dare il meglio qua al lavoro, dargli un'idea di che ho voglia di lavorare. Ho trovato persone molto brave che rispettano, e poi lavoro col mio amico che abita con me. Nella vita ho fatto delle scelte sbagliate, mi hanno portato ad ammalarmi e adesso io ho il passato, ormai l'ho come cancellato, adesso prendo tutto quello che viene adesso. A Basaglia ci sono arrivato tramite al centro diurno, hanno aperto questo locale soprattutto per noi ragazzi pazienti, che mi permette di mantenermi, perché io da giovane mi sono ammalato, non stavo bene, non potevo farlo assolutamente questo tipo di lavoro, perché io ho avuto un passato un po' particolare, ho vissuto in parecchie comunità, gruppi, appartamenti, e adesso mi trovo bene, è come una famiglia tra volontari, noi pazienti, dottori, psichiatri, educatori, e portiamo avanti questo locale. Io ho iniziato qua a fare una bella gavetta e piano piano mi sono conquistato il Caffè Basaglia. Ho iniziato come lavapiatti, aiuto cucina, adesso faccio un paio d'anni che sono cresciuto, più o meno, sono diventato aiuto cuoco abbastanza completo. Da quando lavoro al Basaglia mi sono sbloccato tanto, perché io ho lavorato in un'azienda, per dire maledetti, che il giorno che sono andato a lavorare lì mi hanno traumatizzato in tutti i modi e mi hanno fatto andare in depressione. Poi sono entrato in CSM, Centro Salute Mentali, per essere aiutato, perché da solo non riuscivo più a uscirne fuori. Per me il Basaglia è stata la mia cura psichiatrica, diciamo. Mi hanno fatto crescere sia moralmente che lavoralmente. Io sto dando il più possibile al Basaglia e sono contento che il Basaglia cresca grazie a me. Se magari un giorno cambierò vita, che il Basaglia per me sarà sempre un cuore grande. Continuerò ad andare avanti, non mi arrendo. Quando i ragazzi che vengono presi da Enzo e da altri che vengono qui a servire al tavolo, a darci una mano, noi sappiamo che hanno dei problemi e che sono inseriti in una struttura che cerca di aiutarli a risolvere, ad affrontare quei problemi. E se quando facciamo un'ordinazione e poi vediamo che non arriva il piatto, sappiamo benissimo perché. E non ci arrabbiamo col cameriere, ma capiamo che chi è venuto al tavolo ha avuto dei problemi e vabbè, vedremo di risolverli, insomma.